in collaborazione con FNP CISL Udine. Anche approfondire alcune tematiche, le problematiche che stanno affliggendo appunto il comparto. Partiamo dagli ultimi episodi accaduti e che vi sono stati segnalati. Diciamo che nel nostro comparto, che è molto ampio, perché la nostra categoria tratta dall'ambiente fino al trasporto pubblico locale sia su ferro che su gomma, alla logistica, ma i casi più eclatanti che stiamo riscontrando adesso sono le aggressioni a bordo dei mezzi, sia per quanto riguarda le corriere, ma anche per quanto riguarda i treni. È un fatto che sta raggiungendo dei picchi notevoli, sul quale abbiamo chiesto anche al prefetto di Gorizia, perché l'ultimo che ci abbiamo convocato, di metterci sopra un faro, perché capiamo che la frustrazione sociale che noi notiamo trova facile sfogo verso coloro che hanno una divisa e i primi che si trovano sono gli autisti dei mezzi oppure i capitani sui treni. Ecco, il sindacato aveva rilevato questa problematica anche nei giorni scorsi, però da quando l'avete denunciata, questa situazione, sono praticamente emersi dei casi abbastanza pesanti, perché insomma va bene prendere a male parole le persone, ma anche siamo passati a pugni, no? Violenti, C'è stato, sì. ecco, soprattutto nei confronti di donne. Certo. Pugni Diciamo, e sputi, mi diceva. pugni e sputi, offese. Diciamo che noi la questione dell'aggressività l'abbiamo subito denunciata quando sono entrate le giuste norme per il contenimento della pandemia, no? Perché si parlava di distanziamento, indossando delle mascherine, contingentamento dei mezzi. Noi avevamo notato, proprio leggendo la normativa, che questo avrebbe portato sui mezzi una grossa problematica di gestione di quelle che potrebbero essere le situazioni a rischio. Quindi già da tempo noi denunciamo in tutti i modi, chiaramente, sia all'interno delle aziende che nei tavoli istituzionali con la regione, con i prefetti, che questo poteva essere una fonte di rischio. Poi ultimamente, con l'entrata in vigore delle ultime norme che fondamentalmente si riassumono nell'introduzione della mascherina FFP2 anche sui treni regionali che sui mezzi del trasporto pubblico locale su gomma, quindi le corriere, questa aggressività ha avuto un picco all'insù molto notevole. Il caso più, diciamo, di ultima analisi, un paio di giorni fa, una capotreno, una tratta che portava al Veneto, però sempre una capotreno della nostra regione, ha ricevuto un'aggressione fisica, per fortuna risolta in una prologi molto breve, però comunque ricevuta. Quindi anche cosa le è andato? Un pugno, un pugno sul petto da parte di un utente del mezzo e quindi questo è solo l'estremo campanello di allarme di una situazione che è già fortemente critica. Ecco, poi mi dicevi anche questione di sputi pure. Sputi, offese, tutto diciamo, il bouquet del malcostume che si sta creando, ma in tutte le fasce culturali ed economiche della nostra società, perché una volta il problema si innescava in alcuni soggetti più o meno conosciuti che già l'utente per primo riconosceva, perché erano sempre quelli, ma anche il lavoratore sapeva come trattare. Adesso purtroppo il plafond di persone che si rivolgono in maniera sgarbata, e uso un termine diciamo abbastanza neutro per definire è un termine persona, gentile, sì, è un termine gentile, gentile, molto gentile. notiamo che è proprio orizzontale ormai, cioè si trova sia lo studente ma si trova anche l'impiegato, il pendolare classico, la signora che va a lavorare, la cosa che dispiace di più è che l'utenza a bordo dei mezzi è silente, quindi anche il sostegno che dovrebbe dare la società nei confronti di un fatto che sta avvenendo, che è un fatto comunque che richiede un intervento quantomeno di verbale, di blocco di quello che sta accadendo, non avviene. Ecco, e poi appunto carenza di personale, no? Anche per quanto riguarda il trasporto, perché finora abbiamo parlato soprattutto di trasporto su rotaia, ma anche il trasporto su gomma ha le sue problematiche. Sì, diciamo che notiamo anche qua
sono tutti fatti che vengono aggravati dal momento pandemico. Già prima della pandemia, bisogna essere sinceri, vi era una grossa difficoltà a trovare autisti per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, perché è un lavoro con regole di ingaggio molto elevate, perché fare la patente del CQC persone, che è quella che permette di guidare mezzi con a bordo delle persone di una certa misura, di una certa capienza, è molto complicata da poter effettuare, è molto costosa e anche da poter mantenere a dei costi specifici, è un impegno intellettuale di un certo livello. Inoltre... Chiedo scusa Antonio, Sì. perché mi fanno segnali dalla regia che c'è una telefonata. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. Buonasera. Intanto complimenti per la trasmissione che vi ascolto sempre. Grazie. E sono continui a farlo, mi raccomando. Non si preoccupi. Difatti ero già disperata che non vi vedevo. Ma visto che poi, puff, siamo Sì, difatti ho tanto apparsi. schiattato, ho detto spero di trovarvi in linea. Ecco. Va bene, volevo chiedere una gentilezza. Prego. Però sono una signora di Monfalcone. Sì. Volevo chiedere, allora, io purtroppo ho tanti problemi di salute, mi è stata valutata al 100% l'invalidità che mi è stata data. Volevo chiedere, mi aspetta la 14ª, visto che c'ho anche l'invalidità e i soldi che mi hanno dato, o non mi aspetta quest'anno? Adesso sentiamo Renzo. La 14ª è una mensalità aggiuntiva e è riferita al livello della pensione, cioè se lei ha una pensione che è superiore ai 13.400 euro lordi annui. Quanto ha di pensione? 800 euro. Al mese? Al mese. Si parla di retribuzione, pensione riferita all'annualità che non deve essere superiore ai 13.500 euro. Quindi facciamo un rapido calcolo, se lei ha diritto comunque, l'INPS lo calcola direttamente senza fare alcuna domanda, senza fare alcuna richiesta. Va bene. Va bene. La ringrazio e Signora, buonasera, grazie. Grazie a lei per Buonasera, aver grazie. chiamato. Parliamo di novità, no, per quanto riguarda le pensioni, poi ritorniamo ad Antonio Pittelli. Allora, per le novità... Ecco, ci sono novità in questi ultimi giorni? Io volevo perché segnalare... tanti stanno ad aspettare, però qua di novità mi sembra... No, che a non parte il fatto arrivino. che si spera che tutti i livelli sindacali, il sindacato riesca a ristrutturare il discorso della pensione a livello nazionale, che non a una ristrutturazione completa che superi la legge Fornero. Nell'attesa, questo però sarà una decisione che si vedrà da qui avanti nel tempo. Io volevo semplicemente segnalare che l'INPS una circolare dell'INPS di febbraio di quest'anno che parla della pensione di reversibilità per i coniugi separati, che a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale la quale afferma che c'è anche il coniuge separato, che non sia risposato, seppure con riconoscimento di addebito per colpa nella separazione, ha diritto alla pensione di reversibilità. Nella misura, se c'è presente anche un altro coniuge sposato, la misura della percentuale dovrebbe essere stabilita dal tribunale, dal giudice. Dal giudice, quindi. Dal giudice. Quindi è uscita, c'è questa novità. Questa novità, fra l'altro anche l'INPS dice che hanno delle vertenze in corso e quindi definiscono, che l'INPS ovviamente non voleva corrispondere, definiscono quelle pratiche in senso amministrativo, fra l'altro ricalcolando dall'inizio del diritto del pensionato. Questa è una novità. Poi volevo segnalare che il Ministero della Pubblica Istruzione fa presente che per il personale insegnante e per l'ATA c'è il termine per il 28 di febbraio per presentare la domanda di cessazione, avrà decorrenza col 1° di settembre. In tale occasione
c'è anche, sia che tale occasione, le persone che hanno già deciso per esempio di uscire con l'opzione donna possono optare per la quota 102 oppure per l'Ape Social. L'Ape Social, che l'Ape Social è molto diciamo, più remunerativa e conveniente rispetto all'opzione donna. Questo deve essere fatto, ovviamente però gli interessati devono chiedere all'INPS entro marzo, devono chiedere all'INPS la verifica dei requisiti per fare l'opzione donna. Per l'Ape. E in tale occasione deve sostituire negare, rifiutare all'opzione donna e passare all'Ape Social. Una cosa, in ogni caso ci deve essere la comunicazione per i dirigenti, devono avere l'ultima data possibile è il 28 di febbraio per la comunicazione della cessazione, mentre per gli altri possono chiedere all'Ape Social, per esempio, anche se maturano i requisiti entro l'anno, perché l'Ape Social è stata rinnovata, che a livello sperimentale è stata rinnovata anche per il 2022, per cui ci sono dei termini di scadenza per chiedere all'INPS, sempre chiedere all'INPS, il riconoscimento dei requisiti per avere il diritto alla pensione, che scadono il 31 marzo, il 15 di luglio e poi il 30 di novembre. Ecco, vorrei, perché altrimenti poi me lo dimentico, salutare la signora Yolanda. La signora Yolanda ci aveva telefonato la volta scorsa e si era messa d'accordo appunto con Ivano Monguzzi di vedere insieme alcune cose. Quindi la signora Yolanda si è messa in contatto, si sono messi in contatto, insomma si sono sentiti al di fuori quindi della trasmissione e noi adesso la salutiamo perché ci ha ringraziato, perché ha ringraziato appunto l'FNP di averle, se non altro, avviato delle pratiche. Non dico ancora risolto la questione, ma perlomeno qualcosa si è messo in moto. Quindi salutiamo la signora Yolanda, grazie signora anche per averci chiamato e per aver avuto fiducia appunto negli operatori dell'FNP. Questa sera abbiamo detto già all'inizio che abbiamo anche un rappresentante di categoria, segretario regionale della FIT CISL, quindi trasporti. Parliamo ancora di trasporti, ci siamo lasciati prima della telefonata, stavamo parlando delle problematiche del trasporto su gomma, perché manca personale, quindi alle volte saltano delle corse o perlomeno vengono indirizzate in altro modo. Sì, diciamo il fattore principale è che mancano autisti. Diciamo prima che sono problemi oggettivi, quello che è molto complicato entrare, ma sono problemi anche soggettivi riguardanti alla retribuzione che si ha al momento che si entra a fare questo lavoro, che ricordiamo è un lavoro molto complicato, con delle difficoltà proprio inerenti al tipo di lavoro, perché si lavora sulla strada per molte ore con turni che spesso e volentieri cominciano quando ancora le persone stanno dormendo, i familiari che sono a casa che ti aspettano stanno dormendo e finiscono magari quando ancora i tuoi cari vanno già a dormire, sono già a dormire. E oltretutto spesso e volentieri si mangia quando non hai fame, perché si mangia alle 11, si mangia alle 3 del pomeriggio, la stessa viene la sera. È un lavoro molto complicato e comprensibilmente poco attrattivo. Uno dei motivi principali, ripeto, è la questione retributiva, perché un neo assunto autista prende più o meno 1.100 euro al mese. Capiamo che è poco per tutti, e ancora di più perché affronti i rischi di questo lavoro, che sono rischi evidenti, anche maggiorati dal fatto che ormai la viabilità moderna, che è fatta anche di biciclette, giustamente di biciclette nelle città, di monopattini, di sensi unici che cambiano, di parcheggi su ambedue lati della strada, di strade strette, e tutto quello che ne consegue ad avere la modernità giusta all'interno della società, è un lavoro sempre più difficoltoso.
Lavoro dal 2015 come operaio quarto livello nel settore del commercio. Volevo sapere cosa significa la voce contributo FAP in busta paga. Grazie, Loris. Il contributo FAP è una voce che c'è sulla busta paga. Che la busta paga e si intende un contributo per le pensioni, per il contributo di garanzia per il fondo pensione. Il fondo pensione adesso dipende dalla percentuale in percentuale della retribuzione che è un fondo pensione praticamente che è gestito dall'INPS. Sì. Ecco, quindi speriamo di essere, speriamo che Renzo sia stato esaustivo, che Loris evidentemente deve capire, deve comprendere il significato di ogni voce sulla busta paga. Ci mancano pochi minuti alla chiusura della trasmissione. Riusciamo a parlare, perché volevo anche fare un certo accenno ai rider, visto che li avete individuati, però volevo anche capire qualcosa sull'assegno unico, no? Dovremmo informare perché è una questione molto dibattuta quella dell'assegno unico. L'assegno unico è la domanda più in voga in questo periodo. L'assegno unico che sostituisce l'assegno per i figli a carico, minorenni fino a 21 anni, e sostituisce anche il bonus bebè, il bonus maternità, entrerà in vigore col 1° marzo e avrà effetto dal 1° marzo al 28 di febbraio del prossimo anno e diversamente ci sono alcune differenze rispetto all'assegno unico finora assegnato. Il problema è che adesso l'assegno unico sarà corrisposto a tutti i lavoratori, cioè è essenziale essere padre o madre, genitori. Chi è genitore ha diritto all'assegno unico, indipendentemente se effettua un lavoro di dipendente o autonomo Prima era solamente per i lavoratori dipendenti. In teoria anche una casalinga può chiedere l'assegno unico. In questa fase transitoria dell'inizio la domanda può essere fatta fino ai primi di giugno. Bisogna dire che con l'assegno unico non si potrà chiedere arretrati, per cui già sarà corrisposto direttamente dall'INPS sul conto corrente indicato dalla persona l'assegno unico dal mese successivo alla domanda, da luglio in poi. È preferibile fare l'ISEE perché anche l'assegno unico va da un minimo a un massimo per ogni figlio e ci sono anche delle maggiorazioni in base al reddito, quindi bisogna fare l'ISEE e può essere anche fatto direttamente o tramite il patronato oppure anche direttamente con lo SPID. In 40 secondi. Rider, siete riusciti a individuarne a Udine, no? Sì, allora, se parliamo di rider, in questo pochissimo tempo diciamo proprio delle parole chiave. I rider sono ancora adesso purtroppo gli invisibili delle nostre città, sono lavoratori che chiedono attenzione perché lavorano in una situazione disagiata, spesso e volentieri. La cosa che è cambiata un po' durante questa pandemia è con l'intervento delle casse integrazioni, che una volta il rider era tendenzialmente un ragazzo tendenzialmente straniero, molti studenti, adesso si cominciano a vedere anche persone di una certa età che non riescono ad affrontare le spese familiari. Quindi sono gli invisibili che cercano attenzione e noi siamo qua appunto per dargli attenzione e considerarli. Stop alle telefonate, stop a tutto. Salutiamo Renzo Mularo, FNP CISL Codroipo, salutiamo Antonio Pittelli, segretario FIT CISL del Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere stati con noi e noi con la rubrica Sportello Pensionati ci vediamo mercoledì prossimo alle 18:15 in diretta da Telefriuli. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.